Tutta la tribuna in piedi e questa volta i tifosi hanno davvero ragione, perché Gentili era in pieno controllo del pallone, fisicamente ha resistito a Catellani e l'arbitro si è inventato un fallo regalando una punizione pericolosissima allo Spezia quando mancano meno di 120 secondi al termine. Batte Brezovic, libera e riparte in contropiede Cocco, c'è Varela che chiama palla, Varela da solo, Varela deve correre, corri Varela! Avanti il Vicenza! Avanti il Vicenza! 1-0 di Varela! Contro tutto! Contro tutti! Avanti con Varela! 43-45! 1-0! Un gol meraviglioso! 1-0 per il Vicenza! La firma di Varela, nonostante un fischio folle dell'arbitro. Cocco ha recuperato il pallone davanti alla sua area, ha offerto il pallone a Varela, una corsa verso il gol e poi con il sinistro all'incrocio, una meraviglia, bellissimo, bellissimo, tutto fantastico. Vicenza 1, Spezia 0. È esploso il Menti. L'abbraccio tra Cocco e Varela, l'avevo detto, Varela non è entrato in partita, grazie a Loris Varela per avermi smentito, un gol fantastico e adesso c'è il recupero, 1-0 in 10 uomini, non è finita, Schiattarella, Brezovic, Verone che spazza lontano, 45-30, è pronto a entrare anche Camisa. Pronto ad entrare Camisa in sostituzione di Cocco, 45-40. Camisa per Cocco. Il Menti è diventato una polveriera. Camisa per Cocco. Al momento del gol di Varela, davvero un'esplosione come non vedevo da tempo. Esce dal campo e c'è la standing ovation per Cocco. Va Camisa a rinforzare la linea a 5 adesso dei difensori, perché ovviamente c'è anche la Verone che è arretrato. Moretti di testa, quante ne ha prese Moretti, sbrissa Datkovic, Schiattarella fermato ancora, Varela tiene palla, Varela lascia scorrere i secondi, 1 minuto e 15, pallone cacciato lontano, Ceccarelli, c'è il fallo su Brighenti da parte di Piccolo che è andato a fare il centravanti. Il quarto uomo cerca di tenere fermo Marino che virtualmente è in campo adesso. Bremec lascia a Brighenti, 1-0 per il Lane, 47-20. La battuta di Brighenti, faccio fatica a scegliere il migliore in campo oggi, faccio fatica. Milos, San Marco lascia a Catellani, Catellani avanza Catellani, 47-42. Datkovic, Schiattarella per Brezovic, cross di Brezovic, di testa Brighenti, ha subito fallo Brighenti, Moretti suona la carica, vi lascio all'urlo del Menti. Scaduto il terzo di recupero, si aspetta solo il fischio finale dell'arbitro con il rilancio di Bremec, pronto per scatenare l'apoteosi. Bremec, il rilancio, c'è un extra time segnalato dall'arbitro,
Varela a prendere il pallone, fallo laterale per lo Spezia, l'arbitro che non vuole decidersi a fischiare, è scaduto il terzo di recupero, guarda il cronometro, c'è ancora da giocare, non lo vuole far finire quest'arbitro. Brezovic, il lancio in avanti, Brighenti che lotta, di lontano di testa, fischietto alla bocca, Vicenza batte Spezia 1-0, tutti ad abbracciarsi, ad abbracciare Varela che mi sembra scoppi in lacrime, addirittura il Vicenza sale a 26 punti in classifica. Varela che mi sembra davvero commosso per una vittoria ottenuta al 90°, esplosione di gioia al Menti. Il Vicenza vince una partita difficilissima, la vince con una prodezza di Cocco che serve Varela, Varela che segna con un gol all'incrocio, la vince con una prova di squadra straordinaria, con una squadra che è una squadra vera, è una squadra che sta facendo quest'anno davvero la gioia dei suoi tifosi veri, di quelli che tengono alto il cuore verso le maglie bianco-rosse. Scusate un po' di retorica, ma davvero chi non gioisce oggi, chi oggi non è contento, non è un vero tifoso del Vicenza. Il Vicenza batte lo Spezia per 1-0, godiamoci questi ultimi secondi di cronaca con la corsa sotto la curva per la felicità dei tifosi del Vicenza verso una curva impazzita di gioia. Vicenza batte Spezia 1-0, grazie all'ascolto da Francesco Formaggio, ci risentiamo alla vigilia di Natale, sempre ad Almenti per Vicenza Livorno. Bianco rosso è il colore